dei ravioli e dei ravioli. Ah, milli. Silvia. Silvia. Lo sai. La scuola è Ogni tanto sento mi metto Non ti dico che la panetta No, però siccome stamattina non era bello. No. Tiratelo, non faccio. Tiralo un pochino. Forza pennina con la luce, ce l'ha. Me la stanno chiedendo. Perché non c'è nessuno, almeno mettiamo una pennina. Perché è musica sarda. solo musica sarda. Non mi danno nato. Tutto musica sarda. Non mi danno nato. Arzia, Arzia.
Siete parino. Non filmare. Non filmare. Ah, no, io sto brincando primo piano. Una volta che posso dire. Si sta anche la luce. Guarda che gli abita bello. Documentando, io studiavo questa cosa, Tunnel, fate tunnel. in prima linea. Allora Giuseppe, fai a parola, l'andare a Radio Sopramonte. Tanto Giuseppe, in che io tu hai da Salimba che chiede, in italiano. In che Galu Zicchinna Guerrare per questo diritto di questo popolo, insomma, che sono sperdenne. E te ne nara tua di questa cosa. Ma fa molto piacere che Nuoro risponda anche spontaneamente, perché l'Assemblea Pro Guerra, che annovera 12 associazioni, non ha le strutture che hanno i grandi partiti e i grandi sindacati, e ogni volta ci troviamo con la presenza di centinaia e centinaia di persone. Oggi qua non posso quantificare quante siamo, io penso che saremo 700-800 persone e sta continuando ad arrivare gente. Questo fa molto piacere, noi siamo qua anche per sostenere la mozione a favore del popolo, del genocidio del popolo palestinese, per la sua autodeterminazione, che oggi viene discussa in comune, grazie alle mobilitazioni che abbiamo fatto, viene discussa in comune in seduta aperta. Grazie. Le nostre proposte, quindi riconoscimento dello Stato di Palestina, diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, no al riarmo e sì alle spese per la sanità e per la cultura. Allora, devo dire che l'Assemblea contro la guerra ha già promosso una iniziativa a giugno con una grande manifestazione a Nuoro contro il genocidio di Palestina. Nel mentre abbiamo fatto tante iniziative sia all'aeroporto di Olbia che a Nuoro, che a Orosei e in altri paesi. Il problema adesso è che gli stati sono complici di Netanyahu, tranne quelli che stanno riconoscendo la Palestina. Tutti gli altri sono complici e non vogliono parlare di genocidio. E se qualche Stato ha fatto il riconoscimento, Netanyahu ha risposto che farà l'annessione della Cisgiordania. Cioè si è imboccata una strada che solamente se c'è la volontà dei grandi della terra si può bloccare. Noi come Assemblea contro la guerra sosteniamo tutte le iniziative a favore della Palestina, compresa la flottiglia e comprese tutte le piazze del mondo. Si sente meglio con questo? Sì.
Adesso proviamo a cambiare anche l'impianto fonico, ce ne portano un'altra, perché prevedevamo la presenza di tanta gente. Questa assemblea spontanea nata sui social, i giornali non ci hanno fatto nessuna comunicazione, abbiamo dato i comunicati stampa, ma è già l'ennesima manifestazione che facciamo a Nuoro e i giornali locali, le cronache locali ci hanno completamente ignorato. Adesso proviamo a cambiare l'impianto fonico, vediamo se andrà meglio, scusate. Per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per il riconoscimento dell'autodeterminazione del popolo palestinese e il suo diritto a esistere. Secondo, per il cessate, per far sì che il governo italiano continui a vendere armi e a finanziare Israele in tutti i modi possibili. Adesso, in ultima istanza, era stata presentata anche la proposta di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Dunque noi tra hanno risposto con una sensibilità che ci fa molto piacere. Adesso, fra mezz'ora neanche, si discuteranno queste mozioni. Dunque, se volete aspettare fuori, speriamo di uscire, tra virgolette, vincitori, non vinciamo niente. Però se tutti i comuni dovessero approvare una mozione come questa, il governo si troverebbe di fronte a tutte le amministrazioni locali che non sono d'accordo con quello che sta facendo, cioè stare in silenzio ed essere complice di un governo genocida quale Israele. Aspettateci!
Nazionalista!